Benvenuti ad Alta Pressione, amici di Teleregione, nuova puntata per parlare oggi di seno rifatto o seno naturale. Vediamo cosa pensa oggi la gente di Sassari di questo argomento. Oggi chiediamo un po' in giro cosa si pensa del seno rifatto o del seno naturale. Cosa preferite? Io personalmente preferisco seno naturale, con la mia vecchiaia preferisco tenermi quello che ho, né rifatto né seno né viso né niente, proprio così come sono. Tutto natura? Sì, preferisco di gran lunga. Invece il signore cosa pensa? Naturale, tutto naturale. Tutto naturale, quindi anche dovendo avere necessità di un rimedio, secondo lei è opportuno, non so, maggiorare qualche taglia? Lei cosa pensa? No, ma no, va bene così come... Ascolti, il seno più bello, Il seno dicono più che bello. il seno è bello è quanto sta nella coppa di un champagne, quindi meglio di così. Meglio di così. No, tutto naturale, la donna rifatta tutto, no? Quelli labbroni grossi. Tutta plastica, come Barbie. Che schifo. Che cosa? Il seno, dico, naturale o rifatto? Io sono austriaco. In Austria c'è la moda di rifare? Austria. Se una non le piace il proprio seno fa bene, cioè nel senso... Quindi la chirurgia è necessaria Sì. laddove... Laddove una persona non è contenta. Ma lei lo farebbe? Io no, Lei è contenta così? sono contenta così, sì. Buongiorno signore. Parliamo di seno rifatto o seno naturale? Cosa ne pensa? Seno cosa? Non me ne intendo, no. Quando avevo 20 anni me ne intendevo. Io ce l'ho naturale. Ma seni. Seno rifatto o seno naturale? Cosa mi può dire? Naturale. Naturale, forever? Eh beh, certo, ci mancherebbe. Quindi lei non è d'accordo con chi si rifà troppo o poco? Assolutamente no. No, non sono d'accordo. Una deve essere naturale. Va bene, come mamma l'ha fatta. Come mamma l'ha fatta, sì. Eh beh, Speriamo che la madre sia brava. Cosa c'è di meglio di una cosa naturale? Non con me. Non lo so, non mi interessa più né il seno naturale né il seno rifatto. Quindi ha perso l'interesse, insomma, per Ho la... perso completamente l'interesse, sì. A una certa età si perde anche quello. Guarda. Ha ragione. Poi c'è piccoli tastelli, si gribia questa cosa. Ah beh, sì, è vero. Ci sono stati infatti anche casi di esplosione in volo di Non seni. si sa mai, no? Meglio evitarli, grazie. Sì. Quindi quando in TV si vedono tutte quelle rifatte, cioè cosa puoi dire a riguardo? Dipende, cioè se è fatto in maniera proporzionata al fisico può anche stare, se uno si sente meglio col seno rifatto ben venga. Certo quando ti vedi queste con delle cose sproporzionate... Ma tu lo faresti? No, anche perché non ne sono fortunata, non ne ho bisogno. Avendone bisogno? Non lo so, perché io sono un po' contraria alla chirurgia estetica. E invece tu? Fine a se stessa. Io il seno meglio che non me lo rifaccio, Tu ce l'hai a posto. ne ho già abbastanza, guarda, anzi lo dovrei eliminare un po'. Grazie. Seno rifatto o naturale? No, io non lo so. Io c'avevo una moglie che aveva bello. Quindi Naturale, più che naturale, guardi, le dico. Era fantastico. Non saprei riconoscerlo, quindi non lo saprei sinceramente. entrambi? No, io preferisco quello naturale. Al 100%? Sì, al 100%, brutto ma naturale. E lei come mai entrambi? Cioè all'occorrenza? Come non conosco né l'uno né l'altro, vedere se... Sono naturale. Come mai? Le cose naturali sono quelle che mi piacciono di più. E se non c'è niente, niente? Vuol dire che doveva nascere così. Te la pigli come viene, insomma. Esatto. Grazie. Ciao, prego. Ma guardi, sono troppo vecchio per queste cose ormai. Addirittura? Ma un piccolo pensiero al riguardo? Guardi, il rifatto non mi piace. Grazie. Non saprei, no, meglio naturale penso. Quindi non crede che sia necessario rifarlo all'occorrenza? Secondo me no. Lei sarebbe contento di avere una donna naturale, comunque scarsa, di taglia? Beh no, però va bene lo stesso. Meglio così che rifatta è troppo evidente. Io ignorante in materia. Completamente? Sì. Non se ne intende? No, addirittura. Ma in TV quando vede donne rifatte cosa pensa? È una
una certa età non se ne parla neanche di queste cose perché... addirittura, dai. Addirittura. Io ho la mia età e queste cose non le guardo più. Prima si guardava un po', magari il passo al giovane... Lei ad esempio cosa pensa? Non sono mai stato capace di pensare in tutta la mia vita, adesso mi metto a pensare. Vabbè, ma un minuto di sforzo, no? Sono riuscito a mettere 2 più 2 in tutta la mia vita, quindi... Guardi, è una cosa proprio alla quale non ho mai pensato, ognuno se lo tiene come, secondo me. Quindi a ciascuno il suo? Certo. Ma quando vede donne rifatte in TV cosa pensa? A lei va bene? Cioè, se lei dovesse avere una donna rifatta? Le ripeto, non è una cosa alla quale proprio non do nessun peso. Va bene. Dipende poi, non so. Va bene, grazie. Prego. Buongiorno signori. Parliamo di seno rifatto o seno naturale? Cosa preferisce lei? Seno rifatto o seno naturale? Naturale. Sempre? Sì, sempre. Mi è piaciuto sempre naturale. Lei è abituato al seno naturale? Sì. Va bene. Invece il suo amico cosa pensa? Per mia moglie ce n'ha troppi. Ah, sua moglie? Quindi lei è stato fortunato? Fortunato sono, sempre fortunato. Complimenti. Mia moglie ne ha troppi. Complimenti alla signora. Infatti, così che siamo d'accordo, tutta roba naturale vogliamo. Grazie. Prego. Naturale. Quindi tu non... No, per il terrore degli aghi e della chirurgia. Quindi tu non sei d'accordo con chi si rifà? No, beh, sono scelte. Io non lo rifarei, però ognuno può fare quello che vuole, non è che mi cambi molto. Adesso, in questo momento adesso sì. Naturale. Sempre naturale? Sì. Quindi a oltranza, lei non vede di buon grado chi si rifà? Normalmente quello che dà la natura uno obbliga che l'accetti. Ma non lo so, a meno che una non si senta bene con quello che ha, magari potrebbe anche aiutarsi. Quindi in caso di disagio eccessivo? Sì, se una non ha niente, ovvio, se poi una seconda andrebbe bene. Cioè, mia figlia dice sempre così, lei non ha niente. Quindi vorrebbe rifarsi? Potendo magari starebbe meglio. Non penso che cioè, contribuisca a avere più femminilità una donna con un seno rifatto. Ecco. Ci sono tante altre cose, aspetti del corpo che più possono attrarre, è più importante, sì. Quindi anche lei è fautore della madre natura in sostanza? Direi di sì, ha fatto sempre le cose migliori. Lei dice? Sì. Quindi quando vede in TV donne rifatte cosa pensa? Molta tristezza per loro. Perché non sanno invecchiare. Naturale. Sicuro? Sì. Naturale. Naturale, ma se vede un bel seno rifatto cosa le suscita? Niente. Neanche un po' di interesse, approvazione? Sì, un po' si guarda. Si guarda, quindi l'occhio casca sempre. Parte, certo. Quindi è sempre convinto del seno naturale? Certo. Cosa preferisce? Naturale. Naturale? Buongiorno, vi rubiamo pochissimo tempo per chiedervi cosa pensate del seno rifatto o del seno naturale. No, Lei signora? Io sono naturale, ma no, dipende, se uno piace può rifarselo tranquillamente. Lei comunque non lo rifarebbe? No, per ora no, però in futuro non si sa mai. Quindi non esclude? No, non escludo. Non escludo mai niente, nella vita non si sa mai. Va bene, grazie. Ognuno fa quello che vuole. Cioè tu lo rifaresti il seno? No, io no. Concludiamo questa puntata di Alta Pressione con due giovani ragazzi che ci spiegano un po' cosa pensano del seno rifatto o del seno naturale. Iniziamo da te. Cosa pensi tu? Meglio naturale. Quindi tu se vedi una donna rifatta... Già ci passa lo stesso, però è meglio naturale. Ci passa lo stesso, insomma abbiamo sintetizzato un po' il concetto. Sei stato sintetico, bravo. Grazie. Tu invece cosa pensi? Ma anche un bel seno rifatto andrebbe proprio bene. Ma non hai paura che esploda? No, non c'è quel problema di sicuro. Se sei delicato non esplode? No, non esplode. Ci passa lo stesso anche se ha un bel seno rifatto. E se invece non ne ha per niente? Allora se lo deve rifare. Quindi ce la porti tu? Sì. Se ha soldi. Ah, non paghi tu? No, paga lei, se ha soldi. Vabbè. Se no non cerchiamo un'altra, con le belle tette normali, anche se non sono rifatte.
Va bene, grazie. Bene amici di Teleregione, i due ragazzi hanno sintetizzato un po' il pensiero di questa mattinata passata a chiedere cosa si pensa del seno rifatto o del seno naturale. La maggior parte ha detto che preferisce il seno naturale, però non disdegna il seno rifatto. Sta a voi decidere.